buongiorno. Continua l'attività di Veneto Welfare nel testimoniare quelle che sono le esperienze territoriali, poi provenienti da istituzioni, da enti locali, da aziende, come abbiamo visto in passato, in tema di welfare. Abbiamo con noi oggi Luigi Bassani, al quale chiederemo tranquillamente che cosa sta succedendo nel mondo della bilateralità, una bilateralità che vede il settore primario fortemente coinvolto e che in qualche modo sta facendo scuola in quelli che sono i temi strategici che noi oggi ci troviamo ad affrontare. La pandemia è ancora presente, si stanno riducendo in modo significativo gli effetti collaterali, sembrano esserci forti speranze di una ripresa con fattori anche di carattere economico e occupazionale positivo. Lo salutiamo. Presidente, grazie intanto per essere presente qui con noi e averci dato una disponibilità a un confronto. Grazie a voi. Presidente, iniziamo subito. Noi vorremmo capire che cosa sta succedendo nel vostro mondo, come state affrontando il tema Covid, come ne state uscendo. Abbiamo questa speranza, vogliamo usare questo termine di uscita, possibile uscita da una delle più grandi sfide che abbia avuto sinceramente non solo il Veneto, l'Italia, ma l'umanità. Quindi ci racconti un po' come state affrontando, che cosa state facendo voi come struttura e che cosa prevedete poi in futuro di mettere a servizio di quelli che sono le vostre realtà. Allora, l'ente bilaterale si occupava già di welfare sanitario, quindi ha tuttora una rete di medici del lavoro che collaborano per queste attività che vedremo poi, per cui l'emergenza del Covid, che è un'emergenza sanitaria, si è di fatto inserita in questo filone. Nello specifico, l'anno scorso, quando l'emergenza è partita, abbiamo in un primo tempo, quando il problema erano le mascherine, provveduto a reperirle, a distribuirle alle aziende per i lavoratori. Questa è stata proprio la prima fase. Successivamente, nell'estate dello scorso anno, quando c'è sempre la problematicità dell'arrivo dei lavoratori stranieri per i quali si basa per l'attività di raccolta la nostra agricoltura, con quarantene, tamponi e via discorrendo. E lì abbiamo messo a disposizione la nostra rete di medici del lavoro per fare questi tamponi, cosa che stiamo facendo tuttora, anche se la cosa sta perdendo un attimo importanza e numero di richieste. Questo lo abbiamo fatto all'interno di una convenzione dell'ente bilaterale di Verona con l'ASL locale. Poi siamo andati avanti finché è comparsa la questione dei vaccini e per i vaccini abbiamo avanzato la nostra disponibilità sempre all'ASL di poter, utilizzando sempre la rete di cui parlavamo, per anche la somministrazione dei vaccini presso delle aziende, per aziende con numeri rilevanti e quindi per solo quell'azienda, o anche valutare l'idea di fare degli hub aziendali. Ovviamente la richiesta la disponibilità l'abbiamo data all'inizio della campagna vaccinale, quando c'era grande scarsità, e l'avevamo subordinata al momento in cui si fosse usciti dal criterio delle fasce più fragili e quindi si fosse aperta all'intera popolazione. Devo dire che non abbiamo ancora avuto riscontro su questo, ma credo che il motivo sia perché poi la parte pubblica, la Regione, ha affrontato in modo egregio la situazione, per cui noi oggi siamo in linea con la disponibilità dei vaccini che arrivano, non ne restano in giacenza. Probabilmente la macchina regionale potrebbe fare anche di più, quindi probabilmente la nostra disponibilità non ha ragione di essere accolta. Però questo è il nostro scopo, essere di riserva qualora fosse necessario dare qualcosa di più. Ad ora su questo tema non è stato necessario e da come stanno andando le cose probabilmente non sarà necessario, ma noi siamo pronti. Quindi diciamo che voi vi siete
attrezzati per dare un supporto, una sorta di trilateralità. State passando dal concetto di bilateralità a sostenere quello che è il ruolo del pubblico e il pubblico viceversa, perché sempre di più si cerca di mettere il confronto non solo tra le parti sindacali, utili, necessarie, storicamente hanno costituito la bilateralità, ma anche la presenza attiva di un ente pubblico. Quindi per quanto riguarda il tema sanitario, voi avete presidiato in questo periodo, avete proposto dei servizi diretti. Com'è stata la reazione dei vostri soci? Quali sono le sensazioni, quali sono le emozioni che oggi stanno portando in un periodo storico come questo, ma soprattutto che cosa vi chiedono e che cosa vi chiederanno in futuro secondo lei? Un ruolo molto importante che ha avuto l'ente bilaterale, e qui devo dire che mezza parola la devo spendere per il successo dell'ente bilaterale di Verona, è anche legata alla grande collaborazione, alla grande correttezza di tutte le associazioni che lo compongono. Quindi per la parte datoriale, Confagricoltura, Coldiretti e CIA, le 3 organizzazioni sindacali dall'altra. Non ci sono state, diciamo così, gelosie o territorialità. L'ente bilaterale è stato lasciato libero di svolgere un ruolo uguale per tutti gli iscritti, diciamo, chiamiamoli così, all'ente bilaterale, sia soci di associazione che no. E una delle cose più importanti che è stata svolta dall'ente è essere un punto di riferimento per l'informazione, perché avere un'informazione attendibile e puntuale in tutto ciò che è successo, in tutto ciò che è cambiato nei mesi scorsi, che generava incertezze veramente grandi, è stata forse una delle risposte più importanti per le aziende. Avere un interlocutore che dava risposte affidabili che, peraltro, stante l'evoluzione della situazione, cambiavano anche spesso, ma tutti erano aggiornati attraverso un portale molto efficace e molto interattivo, di cui si era già dotato all'IB, e quindi è diventato un po' un punto di riferimento per le indicazioni anche generali delle cose che in quel momento bisognava fare o non fare. Ancora una volta lei ci sottolinea quello che è un ruolo di informazione, di un tentativo, e questo riuscito, di presidiare quello che era un tema che sembrava dare forti sicurezze, probabilmente anche necessarie per lo sviluppo di quelle che sono poi le attività di impresa. Ma ora voi di che cosa avete bisogno? Quindi io le chiedo, come ente, come realtà, rispetto a un ruolo della struttura pubblica come la nostra, quali sono gli elementi che voi vi sentireste di chiedere e di mettere poi a sistema quella che è una realtà, il veronese, che sappiamo essere anche a confine con un'altra regione che è ipercompetitiva come è il Veneto in termini economici, sia a livello locale ma soprattutto a livello mondiale? Ma devo dire che quello di cui noi sentiamo di più il bisogno sarebbe un momento di attenzione della Regione Veneto sulla specificità del soggetto ente bilaterale, che ne comprendesse le potenzialità, che le sostenesse non tanto e non necessariamente reperendo nuove risorse, ma all'interno dei canali già esistenti, anche accenno a quelli di carattere formativo, riconoscendo alcune peculiarità oggettive, venissero garantiti per gli enti bilaterali delle forme di sostegno adatte a questo tipo di ente. Quindi rimanere nel contenitore, anche rimanere nel contenitore generale, perché in questo momento chiedere nuove risorse, mi rendo conto, è estremamente difficile, ma per noi che attingiamo attraverso la Regione anche a risorse di carattere europeo, abbiamo delle peculiarità per cui la gran massa di queste risorse non sono facilmente usufruibili per una organizzazione come quella dell'ente bilaterale per le sue finalità. Un'attenzione innanzitutto quindi conoscitiva da parte della Regione delle grandi potenzialità che hanno queste strutture, che possono presidiare su un'intera provincia
l'agricoltura, senza distinzioni tra associati, non associati ad associazioni, ma semplicemente rivolgendosi a tutti gli agricoltori. Ricordo che l'ente bilaterale è rivolto agli imprenditori agricoli datori di lavoro, quindi non si rivolge a chi non è datore di lavoro, perché non è previsto possa aderire all'ente bilaterale, e quindi attenzione e riconoscimento di alcune peculiarità a cui andare incontro. In questo la Regione Veneto ha messo in piedi, attraverso l'unità operativa Veneto Welfare, un sistema di accreditamento che prevede, oltre all'accreditamento della previdenza, dei fondi di previdenza complementare e di sanità integrativa, anche alla sezione C la bilateralità. Quindi questo è uno dei temi sui quali noi cerchiamo di dare una prima, ce ne rendiamo conto, una prima risposta che riconosce questi enti e li potrà poi in futuro anche incentivare attraverso risorse specifiche. Di questo lei cosa pensa? Allora, le do atto di quello che lei dice. In effetti io ho, riconosco la mia, fino a ieri scarsa informazione, sono venuto a conoscenza vostra e ho scaricato il materiale che voi avevate prodotto perché era uscita questa struttura nell'ultima riunione, una delle ultime riunioni del comitato di coordinamento regionale. Appena ho visto il vostro materiale, gli ho dato una scorsa, ho capito che gli interlocutori, diciamo così, ottimali per queste considerazioni e per sviluppare un futuro, a mio avviso eravate voi, di cui chiedo non avevo fino a 10 giorni fa informazione. Quindi a questo punto è nata anche questa intervista, ma è nata proprio dal fatto di prendere contatto, di decidere di accreditare l'ente per il welfare, perché è vero, si vede che l'inizio è il discorso delle previdenze integrative, ma soprattutto si traccia un futuro che è anche in gran parte da costruire, quindi è anche un'opportunità partire dall'inizio, dando magari una mano anche a voi, se l'accetterete, per una costruzione la più mirata possibile, sempre considerando che noi parliamo come ente bilaterale. Noi la ringraziamo e accogliamo la palla al balzo in termini di fiducia. L'unità operativa Veneto Welfare presidia un fattore trasversale poi a tutte le sezioni, che è la contrattualistica territoriale di secondo livello, che è caratterizzante sia della previdenza complementare sia della sanità integrativa, in modo imponente nella bilateralità, ma anche il welfare aziendale, che caratterizza poi gli accordi specifici di ogni singola impresa. Presidente, noi la ringraziamo fin da ora per la sua disponibilità e soprattutto abbiamo la forte speranza di incontrarci di persona non appena questo periodo, che ci sta in qualche modo mettendo alla prova negli ultimi anni, ci darà la possibilità di ritornare a quei momenti di convivialità piacevoli anche che ci mancano probabilmente in modo significativo. Grazie ancora, Presidente. Ringrazio voi, ricambio l'augurio di incontrarci presto, anche perché abbiamo molte cose di cui discutere e da vedere. Grazie ancora.